Grazie Presidente, onorevoli colleghi. È questo un decreto, come tanti altri è avvenuto in questi ultimi anni, non soltanto con un numero o con un nome tecnico, ma con un titolo roboante. E per questo il Governo ha scelto il titolo Sblocca Italia, che richiama per molti versi una campagna accattivante di chi ha e si vuole candidare appunto a sbloccare di tutto e di più. Il Governo sfascia carrozze, si potrebbe dire, quello che va avanti come un bulldozer senza guardare limiti, ostacoli. La realtà è davvero ben altra. È un governo questo che sostanzialmente si sta contraddistinguendo per la confusione assoluta e nel corso del mio intervento cercherò di focalizzare l'assenza totale di qualsiasi linea strategica, di qualsiasi linea assolutamente corretta su cui impostare scelte economiche, scelte strutturali per il nostro Paese. È il decreto della confusione, il decreto che non ha nessuna caratteristica costituzionale per essere esaminato a partire dalla omogeneità dei temi che assolutamente l'Ufficio Studi della Camera mette in rilievo nel suo esame, nel dossier che è allegato a questo decreto. Confusione totale, ma osservando con più attenzione, guardando anche le mosse del Presidente del Consiglio, viene da capire, da comparare, per cercare di capire a che cosa si è ispirato Renzi per questo decreto. Bene, io ho trovato una straordinaria consonanza tra una campagna pubblicitaria che è stata messa in campo di recente è relativa appunto a un prodotto che si definisce sblocca tutto. Questo è in effetti il decreto clonato di Svitol, un prodotto che è messo da tempo in commercio al quale Renzi si è ispirato per questo decreto. Perché dico questo? Perché le slide con le quali il Presidente del Consiglio ha illustrato questo decreto sono prese pari pari dalla campagna pubblicitaria di Svitol. Svitol a casa e occasionalmente, Svitol per il fare da te e per gli hobby, Svitol per i professionisti e per i manutentori, Svitol per gli autoriparatori e per le autofficine, Svitol per il petrolio, Svitol per il genio dell'esercito, Svitol per le manutenzioni e per le nuove edificazioni. Ecco, Renzi non ha fatto nient'altro che prendere spunto per questo decreto della confusione da una campagna pubblicitaria. Mai e poi mai avrei pensato che un Presidente del Consiglio in una storia repubblicana come quella dell'Italia avrebbe utilizzato, avrebbe scritto un decreto ispirandosi alla campagna di Svitol e in realtà invece lo ha ricopiato pari pari. Un governo credibile che ha l'ambizione di governare sino al 2018 avrebbe convocato le massime eccellenze di questo Paese, delle università, dell'economia, della socialità, avrebbe chiamato a sé il mondo della ricerca, una sorta di commissione Attali, quello che è stato fatto in Francia, chiamando a rapporto tutte le migliori esperienze di quel Paese per sintetizzare un progetto organico, coerente per rilanciare il Paese. Invece no, Renzi non sceglie la strada delle università, sceglie la campagna di Svitol. Per fare che cosa? Per fare questo decreto, che non sblocca niente, ma che sblocca gli affari degli amici dell'apparato politico, dei suoi sostenitori, delle lobby forti che sono le enclave dentro questo governo e che sono soprattutto l'espressione di questo decreto, perché si è visto in questi giorni girare nelle aule di Montecitorio i lobbisti mai come oggi, dall'energia al petrolio, che hanno posato una cappa pesante della lobby più forte del nostro Paese su questo decreto. Quindi questo rappresentante commerciale di Svitol, che fa per caso il Presidente del Consiglio, ha utilizzato una campagna per far capire quello che in realtà è un tema, ma che non può essere affrontato con questa superficialità, con questa confusione che davvero emerge in maniera chiara e netta da quello che
dice l'ufficio studi della Camera dei Deputati. Andate a vedere la scheda di lettura, non approfondite, guardate soltanto l'indice e dall'indice si capisce la confusione. Nella scheda di lettura in materia di infrastrutture si va dall'articolo 1, il 2 e il 3, poi si passa al 13, al 28, al 40 e quant'altro. Cosa significa? Significa che non c'è una coerenza, che non c'è una linea di condotta, non c'è una unitarietà del provvedimento, ma ci sono tanti post sistemati di qua e di là senza dare alcuna chiarezza al provvedimento. Ed è un provvedimento di un'Italia confusa. L'Italia di Renzi è un'Italia fanfarona, un'Italia confusa, senza alcun progetto concreto, e lo dice non il sottoscritto. Basta prendere quello che dice la Banca d'Italia, che sino a prova contraria nessuno può per il momento tacciare di fazioneria se non quella delle banche. E cosa dice la Banca d'Italia nel report che propone all'ufficio studi e alla Commissione Ambiente che ne ha fatto appunto l'esame referente di questo provvedimento? Dice che questo provvedimento è fondato sulle deroghe. E quindi a dire non c'è nessuna riforma strutturale, perché se un'opera pubblica non va avanti vuol dire che non si vuole comprendere qual è la linea di azione per modificare strutturalmente l'elemento cardine sul piano amministrativo, sul piano legislativo, che consenta a quell'opera di viaggiare non soltanto con una deroga, che in Italia ha dimostrato dalla Maddalena, passando per l'Expo di Milano, arrivando al Mose di Venezia, che la deroga è funzionale a un sistema corruttivo che non dà nessuna compiutezza, ma che anzi esaspera il costo, in molti casi ha allungato anche i tempi e ha reso quel sistema privo di qualsiasi trasparenza. Non lo dice il sottoscritto, ma lo dice la Banca d'Italia, che al punto appunto nevralgico del sistema decreto dice bisogna tentare di garantire la massima trasparenza, perché questa è fonte fondamentale di incertezza per gli operatori e soprattutto nonché di vulnerabilità alla corruzione. Cioè vi sta dicendo la Banca d'Italia, il soggetto che più misura le parole, attenzione, avete fatto un decreto che rende vulnerabile il sistema alla corruzione. E questo è l'inquadramento generale. Ma poi uno dice, vabbè, comunque, spenderanno i soldi, metteranno a correre, si diceva sempre nella meglio prima Repubblica che comunque c'erano le tangenti, ma poi comunque si facevano le opere. No, qui c'è la corruzione, ma non ci sono nemmeno le risorse per fare niente. E non lo dice il sottoscritto, basta andare a vedere quello che scrive la Banca d'Italia. E dice l'effetto sull'indebitamento nel triennio di riferimento è sostanzialmente nullo. Cosa vuol dire? Che non ci indebitiamo, e se non ci indebitiamo vuol dire che non stiamo investendo nuove risorse. In qualsiasi economia che si rispetti in un momento di recessione, anzi peggio, bisognava avere la forza e la capacità di capire dove tagliare, ma anche di indebitarsi quel giusto, necessario per far ripartire l'economia attraverso un piano infrastrutturale che sapesse, lo hanno fatto le economie mondiali, da quella giapponese a quella americana, facendo ripartire l'infrastrutturazione del paese con principi corretti e non soltanto con un programma da Svitol. Perché dico questo? Lo dice sempre la Banca d'Italia, che utilizzo come linea conduttrice delle mie riflessioni, perché non vorrei essere tacciato di uomo di parte e vorrei che fossero questi elementi alla base della riflessione che ognuno di noi va a fare. Cosa dice sulle infrastrutture la Banca d'Italia? Dice che le risorse assegnate dal 2014 al 2020 sono 3,9 miliardi e derivano per 0,8 miliardi da revoche, cioè senza aver ancora compiutamente valutato quali sono le opere che non possono più essere realizzate, con progetti spesi e comunque dichiarati cantierabili, vengono sottratti 0,8 miliardi di revoche. E poi il restante? E i restanti 3,1 miliardi dove si prendono? E questo è il primo vulnus
sostanziale di questo decreto. Questo è un decreto furto, un decreto che ruba, che scippa le risorse al Fondo di coesione nazionale, alle vecchie risorse FAS, quelle per le aree sottoutilizzate. Vi ricorderete il nome sottoutilizzate, non sottosviluppate? Ci fu una grande diatriba all'interno di questo Parlamento se chiamarle sottosviluppate o sottoutilizzate. Ebbene, quel fondo che aveva un riparto per legge approvato da questa Camera dell'80% per le aree del sud, del 20% per le aree del nord, proprio per recuperare il disequilibrio, i divari economici, infrastrutturali del Paese, ebbene quei 3,1 miliardi vengono tolti alle regioni, che avevano un riparto oggettivo, funzionale, per il quale ci si era battuti per dare concretezza a quelle risorse, quel tipo di infrastrutturazione. Ebbene, quei 3,1 miliardi vengono portati via e messi a disposizione per gran parte alle regioni del nord, alle regioni forti. Questo è un governo che continua ad affossare il sud e continua a favorire e a rafforzare le aree che sono già sul piano infrastrutturale forti. È un governo a trazione nordista e che certamente continua a mettere e a tagliare questo. Ma c'è di più. Le infrastrutture che partiranno non sono quelle dei 3,1 miliardi di euro, ma sono quelle che diceva mio zio Giovanni, che era sindaco di un paesino di 300 anime nel centro della Sardegna, ad Allai, quando partiva per Roma riempiva la sua valigetta di pernici e di lepri. E gli si chiedeva: dove vai, zio Giovanni? Vado alla Cassa Depositi e Prestiti per chiedere qualche contributo, qualche finanziamento per il nostro piccolo, umile comune. Ebbene, Renzi ha ristabilito quella logica. Anziché andare alla Cassa Depositi e Prestiti, ha stabilito che le lepri e le pernici si portano a Palazzo Chigi, perché ha messo un provvedimento, una norma, secondo la quale chiunque fosse stato informato che dal 2 al 15 di giugno di quest'anno avesse intuito che c'era un tweet del Presidente del Consiglio che diceva: i sindaci che seguono Twitter mandino una richiesta di finanziamento perché poi io valuterò. E dice, infatti, Renzi lo chiama piano dei 6.000 campanili. Si è tornati al tribale. Si è tornati alla lepre e alla pernice con la quale bisogna venire a Roma da Presidente del Consiglio, anziché utilizzare quelle minime procedure elementari che mettono tutti i sindaci uno sull'altro sullo stesso piano. E invece Renzi sposa la logica becera del clientelismo, cancellando il Ministero delle Infrastrutture perché non si fida di lupi, perché la clientela la vuole fare lui, non la vuole far fare a lupi, perché c'è un concetto che riporta la Presidenza del Consiglio dei Ministri non a soggetto di coordinamento, ma di ordinamento e soprattutto, come in questo caso, decisionale sulle cose assolutamente marginali. E poi c'è l'imbroglio per alcune regioni. Una di queste è la Sardegna. Avete messo, per esempio, sulle opere della categoria B, e cioè quelle che devono essere appaltate entro il 31/12/2014, avete inserito alcuni viadotti della 131, ignorando o anzi sapendolo, ma facendo finta di ignorare, che quelle opere non potranno mai essere appaltate entro il 31/12/2014, quindi ci sarà la revoca di quei finanziamenti. L'incompetenza della Regione Sardegna, di chi governa la Regione Sardegna, è pari al tentativo di imbrogliare di questo governo quella regione. Il 31/12/2014 quelle opere non possono essere cantierate, non possono essere appaltate. C'è scritto qui, entro il 31/12/2014 devono essere appaltate. Si appalta quando c'è un progetto e tutti sanno che non esiste un progetto, che non esiste il vero ganglo della valutazione di impatto ambientale, che è quello che consentirebbe a quei progetti di essere appaltati e di essere messi in cantiere. Quindi utilizzate anche il fardello del tempismo per fregare le regioni e per tentare di rendere ancora più succube il progetto che vede in Sardegna l'unica regione senza un'arteria viaria sostanzialmente capace di connettere il nord e sud della Sardegna con una rete di fatto autostradale. E quindi c'è la certezza della revoca che voi avete proposto con questo provvedimento. Ma che dire
della coesione. Io ho proposto un emendamento sul quale il governo si è abilmente, con la fuga del coniglio in questo caso, ha tentato di dare delle argomentazioni sulla scelta delle opere, in realtà si è dimenticati del primo principio, che un governo serio e autorevole, un governo del Paese, non un governo strabico che guarda solo ad alcune parti del nostro sistema Paese, avrebbe dovuto dire: ma qual è l'indice infrastrutturale dell'Italia? Chi è che ha di più e chi è che ha di meno? Sarebbe bastato questo minimo elementare elemento di valutazione per dire: bene, se noi stabiliamo di fare un investimento infrastrutturale sulle ferrovie, anche quello poco coperto sul piano finanziario, guardiamo un po' la realtà. E se l'indice infrastrutturale dell'Italia è 100 e se in Sardegna l'indice infrastrutturale ferroviario è 15, è evidente che vi è l'esigenza di stabilire un principio per cui in 10 anni si fa un'azione di recupero di quel divario, e siccome tutta l'Italia si dice che sia paese, tutto il paese si dice che sia Italia, bisogna mettere quel riequilibrio come punto fondamentale. Niente. Le strade, tutte al nord, ma l'indice infrastrutturale dice che la base, la media nazionale è 100, che in Sardegna è 45, che l'energia è 100 l'Italia e 35 la Sardegna, quindi bisognava fare quello che in un paese normale si pone come strategia, quello del riequilibrio della coesione. Poi non lamentatevi quando in Sardegna il vento dell'indipendenza soffierà molto più forte, voi ne sarete stati responsabili, siete stati responsabili di questo governo strabico, di un sistema Stato che vede la Sardegna soltanto come una colonia, una volta per mandarci le basi militari, una volta per mandarci la petrolchimica, una volta per mandarci la canna degli amici Mossi e Ghisolfi di Renzi, una volta per mandarci gli immigrati che arrivano dalle aree di Ebola e quant'altro. E quindi è evidente che siamo di fronte a un'azione nefasta che non tiene conto appunto dei progetti seri di coesione del sistema Paese. E lo stesso emerge sull'altro tema dell'ambiente. Io lo dico perché sono politicamente corretto. L'argine che ha messo il Presidente della Commissione Ambiente è la stessa Commissione Ambiente, è la deregulation che era in campo in questi giorni, in queste settimane da parte del Governo, è un argine importante, ma che non nasconde, anzi mette in rilievo tutto il sistema che ruota intorno al governo Renzi. Avete fatto azioni come quella di innalzare i livelli massimi di inquinamento nelle zone militari. Avete detto: se lì c'è inquinamento 100 e la norma consente solo 10, noi non è che facciamo abbattere il livello di inquinamento, spostiamo la norma da 10 a 100 per legittimare ciò che era illegittimo e illegale. Lo avete fatto un mese fa. E manco farla apposta con una modifica urbanistica sostanziale. Avete fatto la più grande trasformazione urbanistica del nostro paese, avete trasformato 35.000 ettari da zone verdi, da zone che teoricamente erano sul piano paesaggistico inquadrate nelle zone agricole, le avete trasformate in zone industriali, con un'operazione davvero da criminali dell'ambiente, senza usare parole che possono essere offensive. E dall'altra, con questo provvedimento intervenite ancora sulle bonifiche, perché dite: le bonifiche non si sono fatte perché c'erano le procedure complesse. È falso. Le bonifiche nel nostro Paese non si sono fatte perché c'è la connivenza tra le parti politiche che vengono finanziate, i partiti, gli uomini della politica vengono finanziati sotto banco da chi ha inquinato, e pertanto tutte le norme che esistevano non sono state mai messe in essere. L'ENI è uno strumento che dimostra, lo dimostra il rapporto Torres. Io ho fatto il decreto nel 2003 in cui individuavo quell'area come ad area ad elevato rischio ambientale, il governo la ratificò allora. Ebbene, da allora non si è speso un euro in bonifiche. E si è arrivati da qualche settimana a fare un appalto dove l'ENI ha scelto le sue imprese della sua vendor list senza chiamare una sola impresa regionale e utilizzando il circuito delle imprese amiche, quelle che sono contemplate nel suo sistema per realizzare chissà come, chissà con quale controllo quei primi 60-70 milioni di euro di bonifiche. Cioè un sistema corrotto.
sulle bonifiche che dovrebbero essere elemento di trasparenza perché si tratta di un'imposizione di rispetto di norme, di interesse pubblico, l'ENI fa trattativa privata per foraggiare il non fare le bonifiche. Viene foraggiato nel nostro sistema, nel nostro Paese, il non fare le bonifiche. Cosa dire della parte relativa agli articoli 38? Petrolio, per essere più chiari. Ha ragione Fosse Realacci. Si sta facendo una grande campagna sul petrolio sì, petrolio no, nel nostro Paese c'è o non c'è. Da quello che si vede, dall'avvento del governo Letta passando per quello Renzi, in Italia sembriamo essere invece una California petrolifera da sfruttare in lungo e in largo. Il ministro Zanonato ad agosto del 2013, era il 13 di agosto, ha fatto un decreto di concerto col Ministero dell'Ambiente e ha stabilito che si può cercare petrolio nel santuario dei cetacei tra la Sardegna e la Corsica, tra l'Italia e la Francia. Ebbene, cosa ha deciso la società Schubert di usare per fare quelle introspezioni petrolifere? L'air gun, che a molti può sembrare un termine militaresco o comunque aereo, invece è un sistema che devasta l'ambiente marino, che allontana, fa morire migliaia di delfini, migliaia di cetacei, non soltanto in quell'area ovviamente, ma senza averla circoscritta perché il danno è totale. Ebbene, il Ministero lo ha sancito. Ebbene, adesso, utilizzando i confini delle 20 miglia, si tentava non soltanto di aggredire ulteriormente il territorio, ma di spostare quella competenza anche sulla terraferma e dire è il governo che decide anche sulla terraferma delle regioni. Io ho detto sin dall'inizio, anche di fronte all'ignoranza di chi governa la regione Sardegna in questo momento, che la norma dello statuto speciale, non soltanto per la Sardegna ma per le altre regioni, era sacrosanta perché c'era la parola miniere e all'interno della parola miniere si contemplavano, così come la Corte Costituzionale nel 63 e nel 69 poi ha stabilito in maniera puntuale, si contemplavano petrolio, gas, idrocarburi liquidi e gassosi. Ebbene, il tentativo del governo è stato svelato alle 3 del mattino. Perché c'è un emendamento, il cuore di questo provvedimento si svela soltanto con la capacità, la fermezza dei colleghi della Commissione Ambiente e del Presidente Realacci in prima battuta, che hanno dichiarato irricevibile un emendamento che una certa Vicari, sottosegretario di Stato, ha portato alle 3 del mattino, provocando l'indignazione generale della Commissione, di destra e sinistra, di chi sta in maggioranza e di chi sta all'opposizione, ma questo era l'emendamento che svelava totalmente il vero obiettivo del governo, cioè militarizzare la partita degli idrocarburi, utilizzando l'articolo 52 quinquies del decreto del Presidente della Repubblica del 2001, il numero 327, che veniva utilizzato per individuare e apporre il sigillo delle basi militari. Cioè si voleva militarizzare tutto ciò che di petrolifero bisognava fare in questo. Non bastava la norma che diceva i pozzi petroliferi, l'introspezione, le ricerche sono funzionali a un sistema, un obiettivo strategico del Paese, come tali hanno priorità e il governo ne assume il coordinamento, la gestione delle concessioni e quant'altro. No, non bastava. Alle 3 del mattino il governo Renzi propone la militarizzazione del sistema petrolifero nel nostro Paese. Per fare che cosa? Per fare un'operazione a servizio dei poteri forti, a servizio di quel sistema che ha messo le mani sull'Italia e che vuole mettere le mani sulle regioni. È questo il tentativo centralista di un governo che non solo non tiene conto dell'articolazione regionale, ma che vorrebbe non coordinare ma ordinare, un governo che si dimostra incapace. Tutti i dati economici che stanno emergendo in questi giorni di totale errore, quando sento il ministro Padoan che dice faremo 800.000 posti di lavoro nuovi
nuovi con la legge di stabilità. Beh, del resto, se la proporzione, la comparazione tra le previsioni di 800.000 nuovi occupati con quelle totalmente sbagliate del PIL del precedente, noi potremo anche continuare a perdere posti di lavoro, perché si è dimostrato questo ministro, così come il Presidente del Consiglio, fallimentare in tutte le previsioni, nessuna esclusa, che ha messo in campo. Così come il tentativo, e concludo, di scaricare su alcune regioni deboli sul piano politico, incapaci di reagire, come la Sardegna, a cui è stato imposto che dal 2015 ci sarà il pareggio di bilancio. La regione Sardegna è l'unica nella storia europea che anticiperà, in base a questo nefasto decreto per l'Italia e per le regioni, anticiperà al 2015 la cessazione, tra virgolette, del patto di stabilità per entrare nel pareggio di bilancio, che significa pareggio di cassa e di competenza. E chi conosce tecnicamente la differenza tra cassa e competenza significa che i comuni che sono essi stessi coinvolti nel pareggio di bilancio avranno difficoltà a gestire il 1° gennaio sino all'ultimo giorno dell'anno con il pareggio di cassa. Ebbene, Padoan va a Bruxelles a chiedere la deroga di spostare al 2017 il pareggio di bilancio per l'Italia e invece per la Sardegna pareggio del bilancio al 2015. Questo è un dato che la dice lunga sulla incapacità gestionale da questo punto di vista. Ho presentato un emendamento su questo articolo del patto di stabilità e ho detto tenete conto di un fatto, che questo governo dal 18 novembre del 2013 a oggi non ha dato un solo contributo alle aree alluvionate della Sardegna, non un solo euro. E aggiungo, non ha consentito un solo giorno, un solo euro di deroga al patto di stabilità. Patto di stabilità che questo decreto deroga per le royalties petrolifere e le nega invece per gli alluvionati della Gallura, della Sardegna, delle zone interne della nostra isola. E allora è evidente che c'è un governo che è strabico, un governo che guarda e propende, tende la mano e la ritira con i petrolieri e dall'altra che la ritira soltanto con i cittadini e quei territori, con quei comuni che avrebbero voluto una deroga minima al patto di stabilità per realizzare quelle minime opere necessarie a mettere in sicurezza per questa stagione, dopo quella nefasta che ha contato 18 vittime, 2.700 sfollati nell'area della Sardegna colpita da quella drammatica alluvione. Ebbene, quell'emendamento è stato bocciato dai componenti di questa maggioranza, il PD, compresi i componenti sardi di quella commissione, che non si sono sentiti nemmeno in dovere di alzare un dito per dire votiamo l'emendamento almeno per testimonianza. Niente, succubi e servi delle indicazioni del potere che hanno avuto appunto deciso di andare contro anche questo aspetto così delicato come quello dell'alluvione. In conclusione, Presidente, questo decreto non sblocca niente, questo decreto svitol non svita niente, è un decreto che frega il Sud, frega e imbroglia la Sardegna, regala l'Italia e il sistema paese ai faccendieri petrolieri, amici di Renzi, amici di questa maggioranza, fregandosene assolutamente dello sviluppo coerente, della coesione unitaria del paese e anche di quelle regioni deboli che avrebbero avuto da questo governo, avrebbero meritato da questo governo risposte più chiare, più forti, più coerenti.